I consiglieri comunali dei comuni montani di Cammarata e San Giovanni Gemini, riuniti in seduta straordinaria, hanno approvato la proposta di indire un referendum per decidere sulla fusione dei due centri dell'Agrigentino. A pronunciarsi sono stati per primi i consiglieri cammaratesi, seguiti dai colleghi del paese limitrofo. Se venisse confermata anche dal referendum la scelta della fusione, il nuovo comune sarebbe il più grande dei Monti Sicani, con 15.000 abitanti. A proposito di fusione, vi è stato un precedente tentativo nel 1927 sotto la gestione del podestà Vincenzo Viola. Il tentativo fallì a causa di forti resistenze da parte dei cittadini residenti nei due comuni. Gli anziani ricordano gli scontri fisici da guerriglia tra ragazzini all'uscita dalla scuola, con diversi casi in cui è stato necessario rivolgersi al pronto soccorso situato a Cammarata dalle parti di Piazza della Vittoria. Adesso naturalmente non solo il clima è disteso, ma si viaggia sui binari del reciproco rispetto, sebbene il discorso sulla fusione tiene divise le opinioni della gente. La separazione dei due comuni è stata decretata dal conte Ercole Branciforti nel 1587, il quale stabilì i confini. I due comuni sono di fatto uniti, o se volete separati, da un ponte, con i cittadini residenti per metà a San Giovanni Gemini e per l'altra metà a Cammarata. Ma sulla fusione non tutti sono d'accordo, come ha sottolineato il sindaco di Cammarata Vincenzo Giamprone. Intanto lo stesso Giamprone, prossimo alla nomina ad assessore regionale, intervistato dal direttore di TVA Arturo Cantella, è stato chiaro nei confronti dell'ANAS per quanto riguarda l'immenso cantiere sulla statale 189 che sta creando pesanti disagi ai cittadini e gravi danni all'economia. Ora bisogna passare alla fase esecutiva, le problematiche sono tante per il nostro territorio, a cominciare ad esempio una trattante, una cosa che interessa molto a lei ma non solo a tutti, la strada Palermo-Agrigento. Più volte già abbiamo sollevato questo argomento che è terribilmente dannoso non solo per le attività produttive che ci sono lungo la strada, ma anche per tutti gli agrigentini che hanno necessità di recarsi nel capoluogo regionale. Noi abbiamo fatto rilevare l'assurdità, non si può aprire un cantiere di lavoro per 70 km, è necessario che l'ANAS ci metta le mani in tempi brevi e vada a svingolare questa strada perché sta recando danni irreversibili all'economia siciliana. È inaudito, 8 semafori di qua a Palermo. Sicuramente nell'agenda dell'onorevole Giamprone ci sarà posto anche per sollecitare interventi urgenti in favore della provinciale 26 che collega Cammarata e San Giovanni proprio con la 189. Forse il discorso sulla fusione ha fatto passare in secondo piano il rischio che si corre percorrendo quest'arteria.